Ceccato Automobili, concessionaria ufficiale Alfa Romeo a Bassano del Grappa, Thiene e Padova. Costenaro Assicurazioni, i tuoi assicuratori da oltre 40 anni, a San Giuseppe di Cassola, a fianco del Bassano Virtus, perché insieme si vince. Protec, componenti e accessori per l'alta moda, qualità e creatività tutta italiana da oltre 25 anni. Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con Cuore Giallo-Rosso. Lo diciamo da inizio settimana, questa è proprio una settimana particolare per i giallorossi che non saranno impegnati in questa ultima giornata di campionato, ma dovranno semplicemente stare a guardare i risultati degli avversari per conoscere chi dovranno sfidare nel primo turno dei playoff e soprattutto se potranno o meno giocare l'eventuale bella a partire dal primo match in casa. Abbiamo parlato proprio di questa settimana, di come è andato il post derby con il Vicenza e di cosa ci si attende dai playoff con il mister dei giallorossi, Giovanni Colella. Mister, sarà sicuramente una domenica diversa, non si gioca, si attendono i risultati degli altri, li guarderà con attenzione o è relativo? No, non li guarderò proprio, sarà come al solito Moreno Greco a telefonarmi la sera e a dirmi cosa è successo, perché non è cosa a cui non tengo, non mi interessa, sto pensando soprattutto a far arrivare la mia squadra nelle condizioni giuste venerdì. Quindi non le interesserà più di tanto neanche il nome dell'avversaria o questo invece conterà? Beh, dopo conta perché dobbiamo prepararci anche ad affrontarli, però per adesso sinceramente non fa differenza incontrare uno o l'altro. No? L'unica differenza che potrebbe esserci pesante è quella di giocare in casa per avere il doppio risultato, ma il resto secondo me conta poco. Intanto un test amichevole con la neopromossa Cartigliano, che cosa studierà in questa amichevole? No, ci serve soprattutto per mantenere un ritmo gara, visto che facciamo di quest'arma un aspetto importante del nostro modo di intendere calcio e basta. Quindi non chiederemo niente di particolare se non intensità e impegno. Che settimana è stata questa, non dovendo preparare una partita, arrivando invece da una partita, il derby, insomma, che era particolarmente attesa? No, tranquilla, abbiamo cercato di resettare, nel senso che il messaggio è stato, che secondo me è il messaggio corretto, tutto quello che è stato non conta più, e quindi rimorsi, rimpianti, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, l'obiettivo è stato raggiunto perché questa è una delle poche cose oggettive che ci sono. L'obiettivo della società era migliorare il piazzamento dell'anno scorso, abbiamo migliorato il piazzamento, sicuramente abbiamo migliorato anche in termini di punti, quindi un obiettivo è già stato raggiunto. Adesso bisogna resettare e pensare solamente alla prima partita dei playoff. Comincia un altro campionato? Ma quello sicuro, è poi totalmente diverso, con un impegno mentale anche superiore, con degli aspetti che non hanno niente a che fare con quello che è successo prima, quindi sarebbe un errore sprecare dell'energia a pensare a quello che è stato. Sembra definito questa seconda fase quasi un piccolo mondialito, nel senso che secondo lui dura tantissimo. Sì, è un playoff piuttosto particolare, oserei definirlo cervellotico, però noi non stiamo qui a discutere i regolamenti, cerchiamo di fare il massimo e basta. Intanto continua in città l'appuntamento con il primo trofeo Città della Speranza. Tante le sfide in programma domani, due quelle che vedranno impegnati i giovanissimi 2004 del Bassano Virtus, la prima alle 9:45 giocheranno allo Stadio Giusti, quindi al centro giovanile contro il Cittadella, e poi saranno proprio loro a chiudere la giornata alle 17, sempre al centro giovanile, sfidando in questo caso il Venezia. Finale terzo e quarto posto e la finalissima per assegnare il torneo è in programma invece domenica pomeriggio, questa volta allo Stadio Mercanti. Allora vi attendiamo anche lì numerosi, per oggi invece Cuore Giallorosso termina qui. Arrivederci. Ceccato Automobili, concessionaria ufficiale Alfa Romeo a Bassano del Grappa, Thiene e Padova. Costenaro Assicurazioni, i tuoi assicuratori da oltre 40 anni, a San Giuseppe di Cassola, a fianco del Bassano Virtus, perché insieme si vince. Protec, componenti e accessori per l'alta moda, qualità e creatività tutta italiana da oltre 25 anni.